Benvenuti, oggi è venerdì 10 maggio 2024. Il sole sorge alle 5.55 e tramonta alle 19.58. La luna sorge alle 13.45 e cala alle 2.58. Oggi si celebrano i santi Alfio, Cirino e Filadelfo, nati nel III secolo in provincia di Lecce e vissuti anche in Sicilia, dove sono venerati. I tre fratelli furono condannati a morte a Lentini per essersi rifiutati di adorare le divinità romane con un'offerta di incenso, un'azione imposta a chi era sospettato di fede cristiana. A loro è dedicata una festa religiosa nel paese catanese di Trecastagni. Oggi è la giornata mondiale della bicicletta, un momento importante di sensibilizzazione per promuovere e diffondere la mobilità sostenibile nel nostro paese e vede coinvolte centinaia di associazioni e di comuni in tutta Italia. Buon compleanno a Bono Vox, leader degli U2, storica band irlandese. Il cantante compie 64 anni. Ricordiamo anche il suo impegno umanitario e politico. Sono 53 gli anni per Adriano Giannini, figlio dell'attore Giancarlo, del quale ha seguito la strada. Tra gli ultimi film citiamo Vivere, Lacci e Tre Piani, ma all'estero è più noto per il remake di Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto al fianco di Madonna. Infine auguri per i 66 anni del giornalista Maurizio Belpietro, direttore del quotidiano La Verità e ospite fisso dei talk show televisivi. È l'uomo che ha sconfitto l'apartheid, una battaglia che lo ha costretto a scontare 27 anni di carcere. Il 10 maggio del 1994 Nelson Mandela è stato eletto presidente del Sudafrica, il primo non bianco. L'anno prima aveva ricevuto il premio Nobel per la pace. L'aceto è un ammorbidente perfetto, semplice e naturale, rimuove anche i residui di sapone nella lavatrice e riduce l'elettricità statica nell'asciugatrice. È possibile aggiungerlo ad una palla lanuginosa e gettarlo assieme al bucato o versarlo direttamente nella vaschetta dell'ammorbidente. Buongiorno ai 12, oggi la Luna in Gemelli compie una quadratura un po' curiosa con Saturno. Cosa vorranno dire i pianeti? Scopriamolo insieme. Ariete, la Luna di oggi in terza casa potrebbe incorrere oggi in qualche piccola informazione detta male o un po' fallace, quindi non prendete tutto per oro colato e controllate bene le informazioni che vi vengono dette, soprattutto in ambito lavorativo. Le imprecisioni di qualcuno oggi potrebbero creare ostacoli. Toro, la giornata di oggi prevede una luna di seconda casa lucida, ma la sua quadratura a Saturno non la rende poi così lucida, la opacizza un po', perché forse probabilmente ci sono dei ritardi nelle prospettive o comunque potreste scoprire che in relazione a un affare proposto non è tutto oro quello che luccica. Gemelli, la luna oggi nei vostri gradi sicuramente vi rende più emotivi del solito. La sua quadratura a Saturno è molto curiosa, proprio perché vuole farvi intendere che probabilmente state provando delle emozioni un po' più forti del solito, magari un po' di gelosia, magari un po' di territorialità rispetto a qualcuno. Cancro, la vostra luna oggi è un po' in difficoltà, la quadratura con Saturno è un aspetto un po' difficile da lei per reggere e voi chiaramente potreste accusare il corpo soprattutto in ambito pratico, reale, lavorativo. Probabilmente vi siete concentrati un po' troppo sui sentimenti, del resto è quella la vostra migliore qualità, ma trascurare il lavoro può creare dei malintesi che sono un pochino urgenti da risolvere. Leone, giornata particolarmente piena di informazioni, di incontri, non sempre fortunati, un po' stressanti. La luna vi è sì amica, ma la sua quadratura a Saturno lascia presagire che probabilmente, per quanto siete animati di buone intenzioni, oggi sopporterete un po' poco tutti gli imprevisti che si potrebbero verificare al lavoro. Vergine, la luna oggi è in quadratura e allo stesso tempo quadra a Saturno. Oggi
c'è un calo d'umore notevole e probabilmente qualcuno vi dirà di no per un progetto, per un accordo, quindi dovrete rimandare nel tempo un po' la sistemazione di alcune cose. Pazientate Bilancia, luna di Trigono sicuramente, ma il pianeta che si esalta nei vostri gradi, l'austero Saturno, vi riconduce un po' a un senso di giustizia, ad una voglia comunque di spaccare il capello in quattro e di essere precisi e giusti nei vostri effetti, anche negandovi un po' rispetto a delle richieste a cui proprio non volete sottostare. Scorpione, la giornata di oggi è una giornata che si risente ancora di Venere, Sole, Giove e Urano in opposizione. Vi sentite un po' appesantiti, un po' fermi, ma le proposte lavorative vi chiedono invece di essere molto pronti sul pezzo e dinamici. Giove, nel suo ultimo movimento in Toro, vuole portarvi via, ci riuscirà. Le proposte sembrano estendersi in maniera più dinamica e hanno a che fare con lontano. Sagittario, a proposito di lontani viaggi, siete proprio voi, del resto il segno di Giove, ed è proprio questo il movimento che il pianeta sta per farvi compiere, un balzo in avanti su cui dovrete pazientare un po'. Vi sentite un po' come delle tigri in gabbia perché presagite il cambiamento, siete pronti a tutto, ma ancora ci sono dei pianeti che vi rallentano un po'. Arriverà il vostro momento Capricorno. A proposito di momenti, voi siete proprio quelli che col tempo hanno il rapporto migliore di norma, non in questo periodo in cui avete fretta di concludere, fretta di vedere i vostri progetti realizzati, fretta di avere quella chiarezza in amore che comunque vi rischiara. Seppure Venere è splendida per adesso con voi, quella luna vi obbliga a farvi delle domande, non siate troppo sospettosi. Acquario, la giornata di oggi prevede una luna amica, posteggiata proprio da uno dei vostri due pianeti, Saturno, ed è proprio questo che vi porrà delle domande. Vorreste che fosse tutto un po' più chiaro, soprattutto nelle proposte lavorative, e che i tempi di pagamento fossero un po' più celeri, proprio perché Giove nella posizione di quadratura in Toro vi ha tolto molto nell'ultimo anno da questo punto di vista. Coraggio, si sta tutto rischiarando, solo un altro po' di pazienza. In tutto ciò, in amore, tutto sembra molto passionale. Pesci, a proposito di passione, di sentimenti, di lontano, quella luna oggi quadra proprio con Saturno, ospite nei vostri gradi, e crea qualche sospetto, qualche insicurezza, qualche diniego. Probabilmente potrebbe non andare in porto un programma o un'idea che avevate, ma potrete semplicemente rimandarla e recuperare più in là con il partner. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Manacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. La brontofobia è la paura del rumore dei tuoni. Chi ne patisce imposta la sua vita in base alle previsioni meteo e alcuni non escono di casa nemmeno per andare al lavoro se c'è minaccia di maltempo. Ne soffre quasi il 2% della popolazione mondiale. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ci lamentiamo sempre che i nostri giorni sono pochi e agiamo come non ci fosse mai fine ad essi. E noi sappiamo che c'è una fine dei nostri giorni, ma c'è pure l'inizio dei nostri giorni e l'inizio è l'almanacco, quindi vi aspetto domani con una nuova puntata.